Non ci sarà il commissariamento di Levi. Alla fine la pratica sugli equilibri di bilancio, bocciata lo scorso 18 luglio, è passata con i voti della maggioranza. È il risultato del Consiglio Comunale di ieri sera, convocato dal sindaco in seduta straordinaria e urgente. E proprio su questo punto si è concentrato il dibattito all'inizio dell'assemblea. Dai banchi dell'opposizione, Daniela Prato ha spiegato che non c'era motivo di urgenza. L'unico tema con un termine di scadenza erano gli equilibri di bilancio, ma c'era tempo sino al 31 luglio. Inoltre, ha proseguito Prato, nella riunione di capigruppo che si è svolta mercoledì con il sindaco, fissata per trovare un punto di accordo sulla questione, avevamo chiesto qualche giorno in più affinché due dei consiglieri di Alternativa per Levi, che erano assenti, potessero avere il tempo per valutare i vari aspetti del dibattito. Poi, invece, la convocazione del Consiglio da parte del primo cittadino. Nel corso della seduta, Vittorio Centanaro ha respinto le accuse al mittente e lo fa anche questa mattina. Non accetto la richiesta di avere più tempo, dice. L'assemblea è stata convocata entro i termini, 2 giorni in più non avrebbero cambiato nulla. Si tratta, spiega ancora, di una richiesta pretestuosa e forse concertata tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Alla fine Daniela Prato è uscita dall'aula perché, afferma, sono stati lesi i diritti dell'opposizione. Dopo di lei sono usciti dall'aula anche Michele Marino e Angelo Solari e i numeri sono girati a favore del sindaco, così è passata la pratica sugli equilibri di bilancio. Il consigliere Antonio Giorgio Solari ha poi proposto l'istituzione di una commissione sul bilancio e un gruppo di lavoro sugli impianti sportivi. La richiesta è passata all'unanimità. Era assurdo commissariare Levi, dice infine Centanaro, il comune non ha problemi di malgoverno e la contabilità è a posto e infine garantisce collaborazione tra le parti. Tuttavia, sottolinea ancora questa mattina Daniela Prato, con il sindaco dice non si può discutere, non c'è dialogo con lui.